Per la 26esima giornata del campionato di Serie D, ben ritrovati amici della Wii Sport dal Despar Stadium. Oggi, vestito a festa, il Città di Messina ospita il Bari, la capolista, dopo l'1-1 contro la Cireale a quota 59 punti per mister Cornacchini. Miglior attacco con 55 reti all'attive, miglior difesa con 14 reti subite, 19 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, un ruolino di marcia praticamente invidiabile. Dall'altra parte invece il Città di Messina, che dopo lo scossone di inizio settimana, esonero di Furnari, chiamato il nuovo tecnico Franco Viola, ha perso per 4-2 nell'ultimo incontro contro il Rotonda in maniera rocambolesca, dopo essere stata avanti per 2-0 fino al 52esimo. 27 punti in classifica per i giallorossi, che si schierano con un nuovissimo 4-3-3. Landi tra i pali, Silvestri, Berra, Bombara e Fragapane in difesa, a centrocampo Calcagno affiancato da Nicosia e Ferraù, in avanti Galesio unica punta ai suoi lati, Fofana a destra, Bonamonte a sinistra. Questo lo scacchiere tattico, una delle novità di mister Franco Viola. Arbitra la partita il signor Emanuele della sezione di Pisa, sui assistenti Moroni, Di Treviglio e Meloni della sezione di Olbia. Tutto pronto allora per iniziare con il film del primo tempo. A dare il via all'ostilità ci pensa il Bari, che attacca da sinistra verso destra, viceversa il Città di Messina. Subito calcio di punizione, Ferraù sul punto di battuta, parte con il mancino che viene deviato, il pallone rimane lì, un tentativo di colpo di tacco, poi Bombara col sinistro trova il legno. Clamorosamente il Città di Messina sfiora il gol del vantaggio al 6° minuto. Qui l'interno mancino da parte di Bombara, Marfella non ci sarebbe potuto arrivare, ma il pallone è carambolato sul legno. Da indicazione ai suoi mister Viola, quando attacca per la prima volta il Bari, sventagliata di Cesare dietro le linee, Floriano interviene, anticipa anche Landi, ma mette il pallone al lato. Il numero 7 match winner della gara d'andata, finita ricordiamo 1-0 al San Nicola, ma al 13° minuto un grandissimo applauso che vogliamo sottolineare da parte delle tribune del Despar Stadium. Infatti viene ricordata la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina, domani l'anniversario della morte del giocatore Viola. Applausi scroscianti dalle tribune dello storico Marullo di Visconti. Ma noi amici della Wii Sport torniamo al film della gara. Minuto 18, attaccherà infatti dalla destra la formazione di mister Cornacchini, la sfera viene messa dentro, svirgola Silvestri, ci prova così il Bari, la parata da parte dell'estremo difensore Landi. Ancora una volta però in avanti la formazione dei Galletti, fa tremare la porta Amlili con questo destro potentissimo. Prima la conclusione di Piovanello, su cui era intervenuto l'estremo difensore Landi, adesso la conclusione del numero 8 che a botta sicura non è riuscito a trovare il gol. 20°, ancora una volta il Bari in proiezione offensiva, c'è un calcio d'angolo, Floriano si incarica della battuta, parte Floriano, prova a mettere dentro Di Cesare, tutto solo, non riesce a staccare verso la porta dell'estremo difensore Landi. 22°, ancora i Galletti in avanti, riconquistano il pallone con Amlili, ci prova Simeri ma finisce alta sopra la traversa, la conclusione del numero 9. Arriviamo al 28°, qui a centrocampo l'intervento da parte di Simeri che butta giù Bombara, la sfera però arriva dall'altra parte su Floriano, ancora Floriano affronta Silvestri, Floriano apre il destro ed è un gran gol dell'esterno del Bari. 0-1 per la formazione di mister Cornacchini. Rivediamo qui la grande giocata, il colpo da biliardo nell'angolino basso di Landi, non può nulla il portiere delle Città di Messina. Gran gol della formazione barese al 28°. 31°, ancora una volta il Bari in avanti, c'è il cross dentro da parte di Floriano, colpo di testa da parte di Simeri, c'è l'anticipo di Landi, ancora una volta la conclusione, grande intervento da parte di Landi che nega la giocata del raddoppio al Bari in 2 occasioni. Qui prima anticipa Simeri e poi con questo gran intervento manda sul legno il tentativo di Neglia dentro l'area di rigore, ci prova il Città, Fragapane guadagna l'auto mancino, mette dentro sul secondo palo, non arriva Fofana che viene anticipato dalla difesa del Bari. Una buona chance per il Città di Messina, attenzione però perché attacca ancora il Bari, Simeri in area di rigore, fa partire il destro, Landi respinge e poi allontana Thomas Berra. Si resta sullo 0-1 al Despar Stadium quando Berra prova a riprendere il pallone, Bonamonte glielo lascia, il difensore argentino in proiezione offensiva guadagna metri, ancora una volta Berra viene steso così da Cacioli, ma non c'è nulla per Emanuele che manda anche le due squadre al riposo. Duplice fischio da parte del direttore di gara e 0-1 al Despar Stadium fino a questo momento tra Città di Messina e Bari. La decide l'inquadrato Floriano, vedremo come mister Viola vuole cercare di riequilibrare il risultato. Subito in avanti il Bari, ma c'è Landi sul tentativo da parte di Neglia. Minuto 49, ancora il Bari in proiezione offensiva, scarico su Simeri, Simeri dall'auto mancino, mette dentro, c'è il tocco sfortunato da parte di Alessandro Fragapane, autogol della Città di Messina ed è 0-2 per il Bari che a inizio di presa mette in discesa la propria partita. Abbiamo rivisto qui la deviazione di Fragapane che voleva spazzare, non è stato però perfetto l'esterno mancino e allora è 0-2 per i Galletti di mister Cornacchini. Doppio cambio per il Città di Messina, dentro l'Orefice e Codagnone, fuori Bonamonte e Ferraù.
ma gli attacca e ancora il Bari con la triangolazione. Neglia per Simmeri ancora una volta nel corridoio dove c'è Neglia che va col destro e fa secco Landi. Adesso è 0-3 per il Bari, arrivati al 56esimo. I ragazzi di Cornacchini la chiudono definitivamente dopo aver sprecato un paio di chance nel primo tempo. Anche Lenni, anche un po' di sfortuna per i Galletti. Adesso è 0-3 con Neglia, attacca ancora il Bari che non sembra essere sazo. Conclusione dalla distanza, ci mette una pezza Landi sul tentativo ancora una volta dell'autore del gol dello 0-1 Floriano. Calcio d'angolo per il Città di Messina, messo dentro il pallone, un paio di deviazioni, poi viene esteso così. Luis Fagalesio, Emanuele va a indicare il dischetto. Ci sarà un tentativo dagli 11 metri per l'attaccante argentino che potrebbe quantomeno riportare sulle -2 il Città di Messina. Sistema il pallone al 69esimo. Galesio affronterà l'estremo difensore del Bari, Marfella. Aspetta il fischio, parte Galesio, pallone che va all'angolino basso. Settimo gol in campionato per Luis Fagalesio, l'8º stagionale considerando quello in Coppa Italia. Ancora più peso offensivo davanti con l'ingresso di Andrea Santoro. Calcio di punizione per il Città di Messina. Berra e Calcagno sul punto di battuta, siamo ai 23 metri circa. Parte Calcagno che sfiora il palo di Marfella. Buon tentativo per il centrocampista Peloritano che però non riesce a trovare il bersaglio grosso. Sfera all'orefice, il subentrato mette dalla distanza. Marfella vuole intervenire con i guantoni e mettere il pallone in calcio d'angolo. Ancora un cambio, l'ultimo per il Città di Messina, fuori Fragapane, dentro Quintoni. Di lì a poco anche il triplice fischio. Finisce così infatti al Despar Stadium. Il Città di Messina perde per 3-1 contro la capolista Bari che vola a quota 62 punti in classifica a più 12 sulla Turris. Il Città di Messina resta a quota 27 e vede il Messina vincente col Gela, scapperà più 4. Un cordiale saluto amici da Wisport, alla prossima.